per favore, vi chiedo per favore, dentro la borsa c'era il mio computer con la mia tesi scritta, finita, e io devo consegnare la tesi e iniziarla ora è impossibile. La borsa con il computer, con i file della tesi di laurea appena completata, rubata alla campionessa di scherma di Mogliano Veneto Bebe Vio, è stata la stessa atleta paralimpica in un video postato su Instagram a renderlo noto nel tentativo di recuperare il prezioso materiale rubato. Questa è la faccia disperata di una persona a cui hanno rubato la borsa l'altro giorno. E tra l'altro grazie a tutti perché ero appena tornata al funerale di nonno, quindi è stato molto piacevole finire la giornata con insomma il furto della borsa. Nella borsa effetti personali, gli occhiali da vista senza i quali dice da 2 giorni vede ben poco e gli occhi si sono gonfiati per quello, l'ultimo saluto all'amato nonno Giorgio e il furto della borsa al ristorante. Bebe non si dimostra, malgrado questo, arrabbiata, solo molto preoccupata. Sfodera anche in questa occasione il suo proverbiale sorriso e si rivolge direttamente al ladro. Neppure lo rimprovera, tieniti tutto, gli dice, ma fammi riavere la mia tesi. Dentro il computer c'è un file che si chiama JCU. Adesso vi scrivo tutto. Se tu sei il ladro e stai guardando questa cosa qua, ti prego, mi puoi fare un Dropbox, una qualsiasi cosa, un WeTransfer, con quella cartella con scritto JCU che dentro ci sono gli appunti, la tesi e tutto quanto? Tieniti tutto, ti prego, ma per favore, ridammi gli appunti e ridammi la tesi, perché sono in crisi nera e io mi devo laureare tra poco, quindi io non voglio potermi non laureare, ti prego. Nonostante tutto, conclude nel suo messaggio l'autore del furto, te ne sarei immensamente grata.